Buonasera a tutti, di TV, il tenore di oggi, di 23 del mese di maggio 2026. Il tornato, ok, studio via Salvini, di TV. Bene, cominciamo diretto, se diamo una cartella salire quando si presenta, Paco Pluso manco che aerei, insomma, cioè uguale praticamente aerei, che lo completamente libero, non si vede nulla, nessun loco, manco como, eh, insomma, sa di una via bella, insomma, proprio di questo periodo, sai, è già completamente illuminata, adesso il sole, ecco qua una fotografia, non poco più da fuori. Vediamo su sta valle che non ha Saravalo non era Carchinoghedda verso Salduas, da Salduas a Salvato e poi tornata a Spalazzare, insomma, ecco, quindi è stata praticamente l'usole sempre presente, come sempre presente da essere Domenica Inveniente, insomma, Domenica Chieti Sole Primo, poi tutto, da lì. Bene, abbiamo cominciare che non toccamento ed olu, in sera e sacchetta, Ringelmurta a 70 anni, da Francesco Carlo, adesso è Minnai, marito di Lucia Donedo, che è di Martinelli e Salfemina, adesso interrono Sischiti, non ha comunicato nulla, ma mi pare che l'accana in scuola. Condolenze alle pazienti, a famiglia tutto da parte del no, no, questo manifesto, non riesco, adesso interrono, ma mai non hanno che pare che siete in scuola, poi boh, è un attimo morto, non ha autorizzazione a dare comunicazione, quindi questo Zaida comunque iscritto dei si tratta. E stiamo su questo toccamento di informazione con l'escusto, chiusura temporanea ufficio postale, non ve l'hanno scritto, ma comunque avete attaccati lì, questo dal giorno 28.05.2026 al 19.06.2026. Questo ufficio postale sarà temporaneamente chiuso per lavori infrastrutturali. Prossimo servizio, quindi anche riferimento all'ufficio postale dell'Uvola. Poi abbiamo una nuova meta importante, oggi è Iocata, a Biti Volley, Iocata in Arbolia, che sa farmacia anni se sono volley, in Arbolia, giocata a Sassette, Ortelie, in sa palestra comunale via Aldomoro 13, in Arbolia. Questa partita è molto importante, che è la seconda partita del finale. La prima finale l'ha giocata in bici e la vissuta la BT Volley 3-0. Come però proccolare può vincere sul campionato, praticamente deve vincere gustate la partita o pareggiare, insomma comunque non la deve perdere, pareggiare va bene, si vuole non si potete, e comunque o forse sì, in questo caso ipotete, cioè non la deve vincere già su un volley 3-0, poi quindi su un pareggio è già andata in spareggio, ma qualora ah, insomma questa partita pure la vinca la BT Volley, eh, già, la missione è scompleta, insomma, la BT Volley speriamo la corta di categoria. Bene, andiamo da innanzi, diamo stoccamento adesso al volo, adesso all'aeroplano, oggi è dia 23 e anche per questa che era colore di Aitina, ecco questa dei Noche, eh, aerei non vanno volato, volano oggi e anche questa che era Bietina che se la pure la corsa, insomma, a suo sconfiggere le uscite del Brusò e di Nure. Bene, poi posso rammentare un'altra via che invece come vamos un ambulatorio ocolistico, il dottor Andrea Iobbi presso Ottica Galileo Bitti, resti di po' appuntamento, telefonando su 3 batto schimbe che 99 che 21 98. Poi stasera ho fatto un altro appuntamento importante, Rossinnos, recitato
l'opera teatrale è Giovanni Carroni, musiche di Mauro Mivelli, e chiaramente lo signo è uno dei Mialino Pila. 23 maggio, ore 20:30, Piazza Vitalis, area museale di Vitti. Bene, dimos poi quindi oggi non bilamus, il calendario del Sascot non me lo mandano mai, comunque in qualche maniera la fa procurare, con bolludare, insomma, però oggi non riesco come questo orario del Sascot. Abbiamo appuntamento il 29 e 30 di maggio, tour della salute, prevenzione on terroir, screening della mammella, screening della cervice uterina, screening del colon retto. Il primo è proemina che banta a 69 anni, secondo proemina che banta a 74 anni, il terzo proemina che banta a 69 anni. Bene, poi vamos a appuntamento varo 29, il sagriturismo Ertila, e non è a te si è presentato sul libro di Roberto De Rio, Il principe della Repubblica, protagonisti di dinamiche della democrazia in Italia, 29 maggio 2026, ore 18. Dovremo aspettare poi la conferma, ma già la conferma, ma non messa la locandina, che sul torneo del calcio giovanile e polisportivo a Bittese, sesta edizione Memorial Gian Pietro Ruio, a essere giudico dell'Ampat della categoria Pulcini, primi calci, esordienti e piccoli amici. Il stadio Pedro Burrai, naturalmente sport, musica e tanto divertimento. Eccola direttamente come si stampa, rassegna stampa, iniziamo sempre una pagina del Sa Nuova, Lekers Ragneda, Rekes, innamorata, fidanzata, Ragneda è il male, vabbè, insomma, io esagero in questo titolo, tipo mefistico. Rosa Maria Elvo, mesi durissimi, io non ho nulla a che fare con lui, mi ha ingannato, ora penso solo alla povera Cinzia che non c'è più. Oh yeah. Lo spettacolo dell'America's Cup, questo è veramente uno spettacolo, questa barca che corre velocissima, che ne toccare in abba, praticamente tramite Spezia alle tonnes importanti, che l'ISA che ne ottiene la portanza necessaria per stare sollevata dai Saba. La Ottana, sindaco ai domiciliari, la denuncia partita dall'Enel Green, la difesa, impianto accusatorio facile. Quindi, vabbè, diciamo, lasciamo perdere, questa è una bella rogna comunque. Da Utta al palcoscenico di Amici, ora Angi fa Sogni di vetro. L'intervista, la cantante finalista del talent si racconta. Vabbè, una bella cosa questa provvista specialmente di Bitente. Unione Sarda, merci una stangata dietro l'altra, dal 1° giugno rincari sino a 230 euro sulle navi, i tir sono pronti a fermarsi. Cagliari, il vento spinge Luna Rossa. PNRR, appello dei sindaci, le scadenze del PNRR non corrispondono allo stato dei lavori. È necessario garantire la continuità economica per le opere avviate. L'appello dei sindaci parte da Cagliari con il presidente nazionale dell'ANCI, Gaetano Manfredi, primo cittadino di Napoli. Sigillo di Papa Leone, Fra Nazareno venerabile. Le virtù eroiche del servo di Dio, Fra Nazareno venerabile. Un altro passo verso la proclamazione a santo del frate considerato un figlio spirituale del Padre Pio, nato il 21 gennaio 1911 a Pula, morì a Cagliari il 29 febbraio del 1992. Papa Leone XIV, dopo aver ricevuto il cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, ha autorizzato la promulgazione del decreto che riconosce le virtù eroiche del servo di Dio Nazareno. Al secolo Giovanni Zucca, Fra Nazareno.
Altre cose in Portugal, vediamo dentro. Andiamo davanti, ecco qua. No che Amazon, l'omicidio Piras, ora l'appello ter. La Cassazione annulla, il governo di Lupola, la sentenza di condanna a 21 anni di Alice Flore. Insomma, ragazzi, vabbè, lasciamo perdere, cosa che si è interessato la Lega normalmente questa cosa. E invece è interessante questo libro su Lombardini, il libro Lombardini di Giovanni Seu, lunedì alla Sata, mi sa, Biblioteca Sata, è presentata questo libro su dei Lombardini, alle scritte uno che ti implicato su sequestro, che poi è sparato un giudice. Aspettando le T, il neo-surrealismo in scena al MAC Lula. Nuova proposta culturale del museo diffuso. Lula, attesa del responso che deciderà le sorti del progetto Einstein Telescope. Continua il fermento culturale già messo in moto dal MAC Lula, il museo d'arte contemporaneo di Lula, una realtà in crescita esponenziale che ora propone una nuova mostra, Neosurrealismo e utopie in Europa, curata dalla critica d'arte Giulia Tulino dell'Università di Roma. La mostra resterà aperta fino al 20 settembre. Presenta le opere di Sergio D'Angelo, Raffaele Pontecorvo, Uri Arlof, Petros Papasilio, Cesare Peverelli, Antonio Asta, Giovanni Dovo Mautrice, Henry, Sergio Albano, Marcel Jean, Tanino Sedda, Christian Dorje, Alessis Keumen, Roberto Matta, Leonor Fini, Fabrizio Clerici, Stanislao Lepri, Enrico Colombotto, Rosso, Enrico Bai, Alvarez Rios, Manna, Rai e altri. Il MAC Lula invita i visitatori e gli amanti del contemporaneo, dice Domenico Fumagalli, fondatore e presidente del museo, ad un percorso nel neosurrealismo, in particolare quello post anni 1940 e più recente. Bene, sempre un'iniziativa interessante, tuttavia non mi hanno comunicato nulla e quindi non abbiamo potuto dare la diretta e manco il toccamento. Normalmente mi avvisano, ma evidentemente vi sono dimenticato. Andiamo da innanzi, Ottana, il sindaco agli arresti, denuncia partita da Enel Green, una bella rogna. Franco Saba è accusato di tentata concussione con l'imprenditore Raffaele De Maio. Determinanti le dichiarazioni del consigliere che avrebbe cercato di far assumere. Per tutta la sua comunità Franco Saba è innocente, ha solo tutelato i diritti dei suoi compaesani. Ha affermato con forza anche il parroco di Ottana, Don Pietro Borrozzo, come controttesi rispetto a quanto sostenuto dalla Procura della Repubblica di Nuoro, che per aver nell'ordinanza firmata dal giudice e per le indagini preliminari Mauro Pusedu ha disposto gli arresti domiciliari per il primo cittadino uscente e unico candidato alle elezioni amministrative del 7 e 8 giugno. Secondo quanto emerso infatti, Franco Saba, accusato del reato di tentata concussione in concorso, avrebbe approfittato della sua posizione istituzionale per provare a costringere i dirigenti di una società di energia elettrica, la Enel Green Power, ad assumere il consigliere comunale di maggioranza Fabrizio Curti per ricoprire la posizione di supervisore del nuovo impianto di accumulo supervisore energetico a batterie BES recentemente realizzato nella zona industriale.
con la medesima accusa, è accusato l'imprenditore Di Maio, per il quale il GIP del Tribunale di Nuoro ha disposto il divieto di dimora nello stesso comune. L'obiettivo degli avvocati, dimos lo stesso Franco Sabba, dunque avrebbe tentato in ogni mezzo, nei limiti della legalità, di andare incontro all'Enel Green Power, pare chiedendo alcune garanzie occupazionali per i suoi compaesani. In sostanza sarebbe raccomandato con i vertici della società affinché tenessero conto della possibilità di impiegare all'interno dell'impianto di accumulo una quota di persone residenti ad Ottana. Per la difesa inoltre saranno determinanti le dichiarazioni rese alla procura da Fabrizio Curto. Secondo quanto emerso infatti nel 2022 il consigliere comunale avrebbe accompagnato alcuni referenti dell'Enel Green Power a visionare il terreno sul quale sarebbe sorto l'impianto. Dopo questa visita e sul suggerimento della stessa società avrebbe poi frequentato per 2 anni un corso di formazione finalizzato ad una selezione per un posto da supervisore, prova dopo la quale si sarebbe collocato all'ultimo posto della graduatoria. Qui sarebbe scoppiate le ire di Franco Sabba contro i referenti della società di energia che poi nel 2024 sarebbero recati a Nuoro in prefettura per denunciare le presunte minacce fatte dal sindaco di Ottana, da cui l'inchiesta sulla quale non sono escluse ulteriori sorprese nei prossimi giorni. Mai nascosto in telefono, mai nascosto in telefono. Andiamo da innanzi, e Colosso bloccato sulla strada comunale Ottana-Gemorinque. Nell'inchiesta il mega trasformatore energetico sbarcato un anno fa, sindaco ai domiciliari per la cura di tensioni legate alla mancata assunzione. L'una, omicidio Piras, la Cassazione annulla la condanna con rinvio ed è stato del 22 anni. Camminate a Mamone oggi e domani nella colonia penale. Oggi e domani i boschi della colonia penale di Mamone ospitano l'evento Camminate nella biodiversità, organizzato dal direttore Vincenzo La Monaca in partnership con la delegazione FAI di Nuoro e l'associazione Zugolosti di Biti. L'evento propone un'esperienza immersiva nella natura incontaminata della colonia, dove i visitatori potranno seguire un percorso di trekking che dalla diramazione di Saicra conduce a quella dismessa di Cogoli, chilometri 7, con relativo punto panoramico passando per l'albero monumentale di Piantabella, un leccio secolare per cui è stata richiesta la classificazione ad albero monumentale. Oltre ai volontari del FAI e del gruppo escursionistico Dugolostio, l'iniziativa coinvolge i dipendenti della casa di reclusione e anche detenuti. Bella, una bella iniziativa. Oro 6, oggi l'inaugurazione in comune, festa di Santa Maria del Mare, doppia mostra per i 50 anni. La Lula, la sezione Avis del paese, festeggia i suoi primi 40 anni. Domani nel santuario di San Nicola si celebrano i 40 anni della sezione Avis di Lula, fondata nel 1986 per volere di un gruppo di volontari e con il sostegno dell'allora presidente provinciale Rina Latu. Scomparsa qualche anno fa, l'associazione è stata sempre attivissima nella raccolta delle sacche di sangue al santuario di San Nicola. Andiamo da innanzi, lode al bivio tra due liste. Verso il voto sono 1400 gli elettori del paese chiamati a scegliere. La sindaca uscente Canu tenta il bis, lui rilancia la sfida per il futuro. La Lilt di Nuoro fa tappa ad Orosei, lotta contro i tumori, lo screening e la prevenzione sono fondamentali. Visite ed ecografie ginecologiche, urologiche, tiroidee e senologiche.
gratuite ad Orosei, poi questa mattina si va in Avesti, no, però in, in camper, non in ambulatorio. Andiamo da Innantisi, stregati dalla vela, bagni di folla a Cagliari per le prime regate. Migliaia di spettatori nelle fan zone e davanti ai maxi schermi. Max Sirena narra: abbiamo vinto la scommessa fatta nel 2014. Luna Rossa inizia alla grande, due equipaggi italiani in testa. Il vento e le onde del Golfo regalano spettacolo e colpi di scena. In effetti mi piace che lui legge pure. Collabora su Sport, pallone, la storia di Kili Xoi al Cagliari è già finita. Torna in Turchia. Domani sera a San Siro non ci sarà e non verrà riscattato dal Besiktas. Quindi Teine Akete, allora l'involuzione, Kilisco non segna dal 31 gennaio, ma soprattutto non ha giocato nemmeno mezzo minuto nelle ultime 6 partite. In allenamento non dava segnali convincenti, nonostante l'allenatore Pisacane avesse provato più volte a stimolarlo, anche pubblicamente, un talento incredibile, lo ha, lo ha dimostrato anche nelle gare successive a quella del Torino, segnando un gol in tutto 4 reti. Non è riuscito evidentemente a valorizzarlo come avrebbe potuto e dovuto. Già era arrivato a sovrappeso, tra l'altro, allo stesso modo se n'è andato, cioè troppo pesante, non che ritiro Basile e quindi pare che non ha proprio carriera sportiva. Milan Cagliari, Crasa 20 e 45. Cagliari ha 40 punti, il Genova è qualche due su po', 41, quindi potremmo venire a superare il Genova che renne anche e ponendovi a fico. Andiamo da Innanzi, la regione vara un piano giovani, toglie 1,5 miliardi destinato alla formazione e alle nuove tecnologie. Lavora la Presidente al convegno della CILS Intelligenza Artificiale al centro del dibattito. Largo ai giovani, largo ai giovani. Salva casa, torna il rischio burocrazia. Il salva casa è stato impugnato dai suoi governi e poi appunto cassato in parte dalla Corte Costituzionale. Lo stop della consulta, Miscali, cioè RPT narrata, serve un quadro normativo chiaro che consenta di lavorare con delle certezze, che è chiaro che no, fino a so tecnico lo cade piano casa, applicano. Secondo imprese e tecnici, l'impianto della legge regionale non verrà stravolto. Bene. Andiamo da Innantesi, flottilla, sì, dell'UE a Tajani, valutiamo sanzioni a Bengivir. E beh, certo che tocca delle sanzioni quanto più pesante possibile a questo ascamile israeliano che ha trattato la gente tipo bestiame. Insomma. Poi no, che è stato il bestiame nelle Vannacci, vogliamo riportare l'Italia nella giusta direzione, va in buon'ora. Il generale non boccia Meloni, ma i principi non sono negoziabili. Principi del Marco, naturalmente, si intende, le cale. E la canna tancata al rifugio qui, non vestite sotto a giro. Aeroporto di Cagliari ai privati, passo indietro o votiamo noi, no? Che la cosa se esponenne male, pariata chi sa fare, l'affarista l'hai già tu puoi essere aeroporto di Cagliari, ma a quanto pare te va qualcuno chi non le ha cose. L'associazione ha un seggio nella Camera di Commercio, l'azionista dello Scaro. Cooperative pronta al blitz per tutelare l'interesse collettivo. Confo cooperativa, pensate per un pacco, cooperativa sconto raggiunto a chi si dichiara di sinistra.
di dichiarare qualche cosa chi non è storranne, Confcooperative si mette di traverso la presa di posizione è da poco. Siamo contrari alla privatizzazione, l'aeroporto di Cagliari deve rimanere un bene pubblico. Arriva dalla sezione provinciale lo stop alle ambizioni di FF2I Ligantia, il fondo di investimento che vuole prendere in mano il trasporto aereo sardo, inglobando nel portafoglio aziendale con la benedizione della Giunta Torre anche lo scalo del capoluogo, dopo quelli di Alghero e Olbia, già usurpato, acquisiti rispettivamente nel 2016 e nel 2021. La novità, a tutta l'area di essere una mossa diversa, questa di Confcooperative che si affida al presidente Fabio Orni per disegnare il perimetro delle strategie non gradite. La peculiarità sta nel fatto che l'associazione di categoria annuncia l'apertura di una battaglia dentro la Camera di Commercio di Cagliari Oristano, attuale azionista dell'aeroporto con il 94,45% di quote, detenuto in Soager, la società di gestione del Mameli, che ad agosto spegne le prime 36 candeline. È lo stesso Onnes a chiarire l'aspetto che porta con sé una serie di implicazioni sul fronte dei possibili contenziosi contro la privatizzazione. Quindi votano contro di non viene ritirata questa proposta. Carburanti, accise tagliate fino al 6 giugno. Mi pare che sia 6 centesimo cosa benzina o chimbe e 2 tipo su gasolio. Miseria, insomma. È stato prima la data aumentata se l'accisa sul gasolio e poi non si comprende poi che la data aumentata e poi che nessuno che hanno la data aumentata l'ha protestato. PNRR serve un sostegno per i comuni. A Cagliari vertice tra presidente ANCI e sindacati. Più attenzione per le piccole realtà che diciamo che l'ufficio tecnico possa morire di usata, ma non che non sono bravo sul tecnico, ma che sono insufficienti e quindi altri che PNRR sono appena in grado di sbrigare la pratica normale, quindi sono in ritardo. Entriamo in questa polemica adesso per DAS, va due riunioni quasi in contemporanea, allora alla fiera incontro sull'identità, il PISDAS si rilancia, assemblea a Cagliari, l'orgoglio sardista emerge già dal titolo plurilingue dato all'iniziativa. Noi ci siamo, noi disevoli, noi ci siamo con una forza pari a suggellare il tutto e i quattro muri che nella locandina sorvegliano dall'alto. Il partito Sardo Azione si ritrova oggi a Cagliari dalle 11 nel Palazzo Congressi della Fiera per un'assemblea di rilancio dell'azione politica dopo le recenti difficoltà. Sarà anche l'occasione per presentare il nuovo sito istituzionale del partito e la testata Il Solco, quindi non tornare a edire Il Solco. L'incontro, fortemente voluto dal segretario nazionale Cristian Solina, sarà aperto ufficialmente dal canto Giù Patriotto Sardo associatario, scelto come inno del Pisdar, che sarà eseguito dal coro Priamo Galisai di Nuoro. In seguito si alterneranno alcuni documenti filmati e vari interventi, quelli del movimento giovanile sardista, dell'associazione donne sardista, dei movimenti del mondo della disabilità di alcuni editori sardi sul ruolo del sardinismo, della promozione della cultura e della lingua sarda. L'avvocato Michele Zurdas del movimento Pratobello parlerà di un peace dance contro il colonialismo energetico e a fine mattinata le conclusioni del segretario Solina. Appuntamento domani ad Orgoglio, l'Atobiu dei Quattro Muri. Appuntamento domani ad Orgoglio a partire dalle 10 nell'auditorium comunale per l'iniziativa denominata Atobiu Sardista, organizzata da una parte di iscritti simpatizzanti del Partito Sardo d'Azione attualmente su posizioni critiche rispetto
alla segreteria di Cristian Solina. La convocazione ha infatti suscitato polemiche all'interno del partito, che invece vedrà oggi alla Fiera di Cagliari un'assemblea ufficiale convocata dallo stesso Solina. Ad Orgosolo sarà presente il presidente del partito Antonio Moro e farà gli onori di casa il sindaco Pasquale Merio. Nelle note pubblicate negli ultimi giorni, gli organizzatori hanno precisato che l'Attubio di Orgosolo non sarà una riunione rituale, ma un momento di confronto vero per chi vuole rilanciare il partito Sardo Azione e dare nuova forza al sardismo. Rispondendo alla domanda perché essere ad Orgosolo, hanno risposto così: perché il sardismo, se vuole tornare a contare, deve ripartire dai territori, dalla sua storia, dal confronto vero e dalla partecipazione. L'Attubio non nasce per guardare indietro con nostalgia, ma per riaprire una presenza politica credibile e utile al PISDAF e alla Sardegna. Benissimo. Va bene, intanto non vanno d'olio sul giornale, adesso che abbiamo fatto ieri sul passo nucleare in Nugola, in cui non mi è sbagliata abbastanza attente, insomma, ed è partita una campagna di allarme che ha una intenzione di influenzare e probabilmente la cosa è comunicata in agosto, quando tutti sono in mare, piccando su sole, la Sardegna potrebbe essere destinataria di essere scoria e non solo, ma viene di questo reattore nucleare sperimentale che manco esiste in Italia, ma io che l'intenzione dello sperimentare in Sardegna. Tratte marittime sempre più care, costi troppo alti per le imprese, migliaia di posti di lavoro a rischio. Questo purtroppo è succedendo, lo costo degli imbarchi, specialmente per lo scambio, costano una cosa da non credere e poi questo naturalmente influisce sul costo, no, che fate una bancarella tentata tra questo problema. Quanto può costare la merce trasportata? Andiamo da innanzi e arriviamo alla politica internazionale, USA-Iran, accordo mai così vicino. Non mi pare che siamo a questo punto, da un tappo intero questo lontano e so rassegna stampa, i mediatori internazionali a Teheran, ma dalla borsa resta fuori l'uranio. Non solo l'uranio, ma quello che ne mantenere la tangente sul po' di Hormuz, che poi poterne campare, cioè pettine di aria che transita, sta in mare, come chi uno ponta sa tangente popolare il stretto di Bonifacio oppure il stretto di Gibilterra, insomma. Maldive, diffuse le prime immagini degli operatori di recupero, temevano di non trovare più i corpi. La scarsa visibilità dovuta ai sedimenti corallini, i dubbi sull'attrezzatura adeguata e le grotte marine dell'atollo di Wau, che potrebbero essersi inaspettatamente liberati in un labirinto dagli anfratti angusti, davano l'impressione che non si potessero più trovare i corpi. Sulla strada del sud, alle Maldive, si fa sempre più probabile l'ipotesi che lo scorso 14 maggio i 5 italiani, mentre erano in profondità, possano aver finito l'ossigeno a disposizione nelle bombole mentre cercavano disperatamente una via di uscita. Congetture che prendono corpo dalle testimonianze del supergruppo di 3 sommostatori finlandesi che in questi giorni sono riusciti a completare le attività di recupero dei corpi. Immaginate questo dramma dei custodi che caivano a buscare la galleria della Sitta e non la buscaivano evidentemente, noi hanno letto sul libro di Marianna e i 9 biti su Illo di Marianna Ponchessile da sul labirinto. Cioè, il sbaglio è inadeguatezza proprio mortale in questo caso che vanno lasciato Zarraga, cioè a Saino che sono entrato in una galleria che ne sita e in campo finito le siti Kirkan denche sida. Tra USA e Iran si va verso l'accordo, Teheran frena, non è imminente. Il segretario di Stato Rubio parla di un piano B se non riapre Hormuz, e cioè chiaramente tutto viene sul nucleare e devi andare, ma non querere mollare giù può essere tangente di anche spaccare in Hormuz. Lo segreto è in cuore.
flotilla al vaglio i video di Ben Gvir che chiarisce se c'erano attivisti, per chiarire se c'erano attivisti italiani. La Procura di Roma indaga sui reati di tortura e violenza sessuale, addirittura sono altri delitto scuro a violenza sessuale, ma una cosa incredibile, incredibile. Cioè questo è il ministro, uno criminale posto a ministro. Frase shock su Elly Schlein a Modena, sospesa la consigliera della Lega Piazza Generatissa solidarietà di Giorgia Meloni, la leader del Partito Democratico, questi parlato che praticamente il testamento sarà investito a Elly Schlein, questo tale tipo che ha investito l'attente in Modena. Allora, non si firmano manco la rimba. Antivirus, ora c'è un nuovo caso infettato nei Paesi Bassi, è allarme. OMS in allerta, è necessario monitorare costantemente la situazione. E intanto si pone pure Ebola, un antivirus. Nel Congo aumentano i contagiati, si alza il livello di attenzione, 600 i casi sospetti, attenzione ai sintomi. Ebola pure è già molto tempo, mi pare che viene con una cosa del suo genere, addirittura sul Congo sta causando una sollevazione popolare, una ribellione popolare che hanno attaccato un ambulatorio così che piccare salme in China. Che in questo terminiamo si teneva le oie e non dà l'appuntamento. Torna a casa. Oggi non è possibile niente si chiede la partita del San Viti Volley che ho preferito pure in secondo ordine e ne manco la rappresentazione del Sossino che è impegnato in un altro evento che su quale avevo già applicato impegni prima durante la ida. Bene, tancamo di tenore alla veoie, chi sa sigla del tancatura e non damos all'appuntamento a Grana, a San Marino. Ora, bene, aspettiamo lo saluto, le tancatura. Mentre vedere, diavolo tutto dai BT TV, adioso e mentre da casa.